Siamo con Franco Agosti della Gamma, un'azienda di Montecchio con una storia importante e anche un presente importante. Ce la racconta? L'azienda nasce nel 1958 per volontà dei tre fratelli Agosti e si è sviluppata sempre in questo territorio, cioè nel territorio di Montecchio Maggiore, dove i tre fratelli sono nati e hanno vissuto. Io e mia cugina Patrizia e mio cugino Enrico rappresentiamo la seconda generazione. Il momento è critico per l'economia italiana. Come si esce da questa crisi e qual è la progettazione futura? L'azienda è molto solida dal punto di vista amministrativo e anche commerciale. Infatti noi da sempre abbiamo creduto in un'organizzazione commerciale basata su degli agenti su tutto il territorio nazionale che visitano rivenditori nei settori utensileria, ferramenta, articoli tecnici industriali ed anche le aziende che utilizzano i nostri prodotti come primo impianto. All'estero siamo organizzati con dei distributori su ogni nazione europea e siamo anche oltre presenti in America, negli Stati Uniti, in America del Nord, in Giappone e in varie nazioni anche del continente asiatico. L'azienda non sono solo delle mura, è un'entità viva che richiede a sua volta da parte di chi la gestisce e di chi vi opera la massima attenzione, la massima dedizione. Noi abbiamo sempre creduto che questa potesse essere una realtà positiva per il nostro lavoro, per la nostra terra, per le nostre generazioni che verranno. E all'interno dell'azienda si vive bene, c'è la volontà di operare in maniera positiva.